spettacoli, successo ieri sera a Palmanova per il musical Notre-Dame de Paris. 3.000 persone hanno applaudito il cast originale dell'opera che ha conquistato l'Italia e il mondo e che è ritornato in scena dopo 4 anni di pausa. Interpretato dal cast di eccezione, composto tra gli altri da Lola Pons nel ruolo di Esmeralda e Jody Tonno nei panni di Quasimodo, Notre-Dame de Paris è lo spettacolo musicale che ha riscontrato il più grande successo non solo in Italia. In 10 anni di programmazione infatti ha superato i 2.500.000 spettatori in circa 1.000 spettacoli. La magia di Notre-Dame de Paris tornerà a Palmanova anche questa sera, poi sabato e domenica, sempre con inizio alle 21. Vediamo alcune fasi dello spettacolo. Noi siamo gli stranieri, i clandestini, noi siamo quel niente che conta zero. Oh Notre-Dame, non ti domandiamo asilo.